Norvegia. Questa storia è il dramma di 10 uomini e del loro capitano e dei 57 che trovarono sepoltura nell'oceano, imbarcati su una nave da carico diretta nelle Fiandre. La Cocca Quirina, questo è il nome del naviglio che naufragò centinaia di miglia a nord della Scozia. Solo eroismo, attaccamento alla vita, fede tennero in vita questi uomini che non sarebbero dovuti tornare. Approdati fortunosamente alle sconosciute Lofoten, sopravvissero grazie agli abitanti di Rost, dove ancora viva è la memoria degli audaci veneziani. Insieme alla vita, essi salvarono la memoria di un luogo meraviglioso, un'Arcadia nordica ricoperta dalle nevi, un arcipelago abitato da persone purissime, ove non esisteva il denaro e la malizia, e in cui le donne si spogliavano di fronte agli ospiti, avendo il costume di fare la sauna mescolate con gli uomini. Di questi navigatori, qualcuno dice che portarono a Venezia il baccalà. Questa è la loro storia. Due anni prima, 25 aprile 1431, giorno di San Marco, isola di Creta, porto di Candia, odierna Iraklio.